Salone degli specchi. Questo salone è così chiamato per i due grandi specchi che si trovano alle pareti, inseriti solamente in epoca recente, pur essendo antichi, per coprire due spazi lasciati dalle tele attribuite al pittore veneziano Antonio Zanchi, venduti prima dell'acquisto del palazzo da parte della regione. È una stanza tipica del palazzo veneziano, il portego, cioè la sala centrale che troviamo strutturalmente in tutti i piani del palazzo e dalla quale diparte l'accesso a tutte le altre stanze del piano stesso. È la sala più grande, dove in genere si svolgevano le feste e i ricevimenti della famiglia nobile. Le porte sono originali della seconda metà del XVII secolo, con intarsi di legno di varietà e colori diversi. Le maniglie antiche, opera di fabbri veneziani, hanno la forma delle tipiche testine che ancora oggi si ritrovano in molte porte di palazzi veneziani. Singolare è l'affresco che illustra una signora, identificata come la Dea Fortuna, che tiene in mano il modellino di Palazzo Fini. In questa sala è interessante notare come il portego normalmente fosse delimitato da due balconi, uno che dava sulla corte interna provvista di un pozzo e un altro che si affacciava o su un campo o su un canale. In questo caso il secondo balcone si affaccia sul Canal Grande. Per quanto riguarda il pozzo, bisogna ricordare che tutti i palazzi veneziani ne avevano uno privato, in quanto, non essendoci ancora l'acquedotto, veniva raccolta e utilizzata l'acqua piovana. Esistevano norme molto severe sulla conservazione dell'acqua ed erano previste imposizioni e sanzioni per chi non aveva cura di un bene così prezioso.